Amici sportivi, un saluto da Siro Palladino che vi parla dal Paladolmen di Bisceglie, dove sta per avere inizio la gara tra Futsal Salinis e Kick-Off, valida per la quinta giornata d'andata del massimo campionato femminile di calcio a 5. Gara che mette di fronte la vincitrice dello scudetto della scorsa stagione, ovviamente la Futsal Salinis, e Kick-Off, squadra vincitrice della Coppa Italia. Attenzione, subito un brivido. Ci restano da indicare soltanto gli ufficiali di gara, che sono gli arbitri Marco Terzini e Lorenzo Metrangolo attenzione a Rozzo! Triangolazione comunque efficace da parte della squadra ospite, ma si chiude il pressing della Futsal Salinis. Elegante il disimpegno condotto da Tati e Maite. La palla verso Rozzo, sola a tu per tu con il portiere, perde il tempo per la conclusione. Manieri che batte la punizione toccando verso Tati. Rozzo, il suo destro. Vediamo sul punto di battuta Brenda Bettioli e il capitano Vanin. Bettioli si allontana, lascia l'esecuzione a Vanin, che era entrata in luogo della numero 5. Il rimpallo libera, battuta da Coppari verso Tati, ancora Rozzo verso Tati, avanza Tati, libera il destro e gonfia la rete del kick-off, portando in vantaggio le campionesse d'Italia al 9° minuto di gioco. Il gran gol di Tati. Il triangolo con Siclari. Viene fermata Rozzo al momento dell'ingresso in area, ma recupera pallone generosamente in pressing sul destro di Siclari. C'è la respinta di piede di Franco, poi il tentativo da fuori. Cerca un corridoio per Ejana, trova l'opposizione di Coppari, la triangolazione. Il kick-off, Franco si appoggia su Bettioli. Pomposelli, attenzione alla numero 2 che impegna Gabi Tardelli in un difficile intervento. La conclusione poi di Schmid, ribattuta dalla difesa. Martin scambia con Coppari che restituisce il pallone. Giro palla che chiama nuovamente in causa Natalia Rozzo. La verticalizzazione è molto interessante alla Futsal Salinis. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco del primo tempo, con la Futsal Salinis in vantaggio per 1-0. Rozzo cerca di liberare lo spazio per il sinistro. 107 prima di iniziare questa partita, ora col primo tempo che sta per scadere. Attenzione alla conclusione di Ejana, sulla quale interviene. C'è il break poi di Vanin, prova a distendersi in contropiede, lo scarico su Pomposelli che tenta l'aggiramento di Gabi a 31 secondi a termine. Attenzione Rozzo ancora una volta a tu per tu con il portiere Franco che ci mette una pezza, poi ancora Rozzo. Marco Terzini e Lorenzo Metrangolo della sezione di Pescara. Attenzione a Manieri che tenta di beffare il portiere Franco con un lob, chiamato nuovamente in causa da Manieri. La verticalizzazione verso Rozzo che calcia da posizione decentrata, trova l'opposizione. Combattono con lei Maite e Manieri, però riesce comunque a servire Vanin. Palla che arriva a Pomposelli. Ancora Franco, palla al piede, tenta addirittura una conclusione velleitaria, prova a punirla Gabi Tardelli con una lunga parabola. Il giro palla del kick-off, suggerimento verso Ejana, dimenticata dalla difesa, e il tocco della ex beffa Gabi Tardelli, portando la situazione in parità al 7° minuto della ripresa e fermando l'imbattibilità del portiere della Futsal Salinis a quota 134 minuti. Tati ha spazio per avanzare, la sua lunga parabola si spegne sul fondo, parte il calcio d'angolo con Tati che mette questo pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Il lancio di Tati rimpallato da Vanina arriva dalle parti di Gabi Tardelli che rilancia con le mani a cercare Pamela Presto fra due avversarie, lotta per difendere il pallone, va via di forza Pamela Presto. Vanin nell'1 contro 1 con Manieri, involontariamente servita ancora a Plevano, deve allungarsi Gabi Tardelli. Difficile questo pallone da controllare per Ejana, infatti glielo porta via Presto che se ne va in campo libero e infila il gol del 2-1 per la Futsal Salinis. Pamela Presto al 14° minuto. Ancora Bettioli,
La Vanina Pomposelli, la conclusione parata in 2 tempi da Gabi Tardelli sul rozzo, poi Tardelli va al rilancio lungo, ma la palla arriva nuovamente a Dejana, allontana in qualche modo, perché arriva in questo momento il suono della sirena che sancisce la vittoria per 2-1 della Futsal Salinis. Tati, la Futsal Salinis voleva fortemente questa vittoria anche per riscattare la sconfitta in Supercoppa dello scorso 25 settembre e la vittoria è arrivata. Sì, ormai la Supercoppa è passato per noi, stiamo pensando allo scudetto, al campionato. Certo, siamo entrate per cercare di fare ancora meglio, perché noi abbiamo fatto una brutta partita nella Supercoppa, però cerchiamo di fare meglio, di approfittare di più le opportunità davanti a porta, di non sbagliare tanto nella difesa, quello che è successo, e che oggi penso che abbiamo migliorato tanto. Sapevamo che era una partita molto difficile, come sarà da qui avanti tutto il campionato, tutte le partite sono difficili, dobbiamo entrare concentrate e cercare di fare bene ogni domenica. Adesso però il calendario prevede una serie di scontri diretti, dopo il kick-off ci sarà lo State, Falconara e poi il Montesilvano, però chi ha lo scudetto sulla maglia è sempre la Futsal Salinis. Sì, però dobbiamo stare attenti, tutte le squadre vogliono vincere la Salinis come vogliono vincere sempre, quando entriamo in campo entriamo per vincere tutti, io penso che dobbiamo essere concentrati anche perché adesso, come hai detto tu, ce l'abbiamo delle partite molto difficili e ogni punto è molto importante in questo momento, in questo periodo. L'impressione però è che la Futsal Salinis non concretizzi ad avere tutte le occasioni e il possesso di palla prolungato che ha, c'è ancora da lavorare quindi. Sì, penso si è visto anche oggi, penso che potevamo segnare un pochettino di più per cercare di aprire questo placcare e arrivare a fine partita non con tanta tensione, no? Di stare un pochettino più rilassati, però se vinciamo fino alla fine così per me va bene anche.